Sopralluogo della Regione ai lavori dei pozzi del MOSAV, modello strutturale degli acquedotti del Veneto, attualmente in costruzione a Carmignano di Brenta. Presente il sindaco Bolis, che ha approfittato dell'occasione anche per evidenziare alcune piccole criticità. Siamo certi, ha detto il primo cittadino, che saranno risolte nel migliore dei modi e senza intoppi per lo svolgimento dei lavori, senza dimenticare il monitoraggio in continuo dei prelievi e la messa a disposizione delle aree per un uso turistico ricreativo possibile con una revisione del piano di assetto idrogeologico. I pozzi di Carmignano rappresentano uno dei punti cardine del modello strutturale degli acquedotti del Veneto, fondamentali per attingere l'acqua che verrà poi portata nelle zone che ne hanno bisogno in termini di qualità e quantità. Stiamo parlando di un sistema acquedottistico importante e fondamentale per ridurre anche i costosi sistemi che attualmente rendono potabile l'acqua del fiume Adige. I pozzi di Carmignano a pieno regime potranno infatti estrarre 950 litri al secondo di acqua in aggiunta ai circa 800 che vengono già estratti dai pozzi delle aziende comunali.